buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Forse l'introduzione scattava un po' perché il PC sta facendo un sacco di cose. Tra l'altro mi sono scordato di attivare la chat. Un attimino vediamo se ce la fa ad avviare anche la chat, perché è proprio pieno di lavori. Io ho un PC solo, quindi devo fare tutto con lui. Tra l'altro un PC che ha tanti anni, almeno 8 se li porta sulle spalle. Quindi dicevo, benvenuti a tutti. Oggi dobbiamo fare l'unboxing di due pacchetti. Opla, questa qua io volevo sistemarla un po' di più, sistemiamola un po' più così, ecco. Pure bisogna sistemare pure le telecamere, perché è importante, i microfoni, tutto quanto per fare una live. Ma io faccio sempre live così improvvisate, c'ho una mezz'oretta, non di più. Sono le 7 e un quarto di questo 18 gennaio 2022. Ok, allora mi sembra che si dovrebbe essere normalizzato tutto, quindi dovrebbe essere tutto più fluido. Scrivetemi nella live se notate che scatta qualcosa o che qualcosa non funziona come dovrebbe. Ok, allora io continuo da qui, perfetto, mi metto la chat. Ok, allora il primo pacco che dobbiamo andare a sballare è questo, e il secondo pacco è sotto questo disco ed è questo. Ok, sono due pacchetti di cui dobbiamo fare l'unboxing. Allora, il primo pacco, guardate, stessa forma, quindi si va a pensare che sia qualcosa di legato a questo disco. Di questo già ho fatto l'unboxing, lo trovate nel mio canale. Questo è Future Memorabilia degli Oliver Onions. Quindi cercate nel mio canale l'unboxing di questo vinile, così durante quella live ho anche introdotto un po' gli artisti degli Oliver Onions, i fratelli De Angelis. Mentre oggi andremo ad aprire questo pacco, e ringrazio DJ Thor per avermi consigliato il venditore da cui acquistarlo. Quindi questo non è stato acquistato da Amazon, ma magari dopo, se ci riesco, vi faccio vedere da chi è stato acquistato. Comunque il sito è intermezzomedia.com, ok? Quindi cercate intermezzomedia.com su internet. Lì ci sono una marea di colonne sonore anche su vinile, e andremo a vedere cosa contiene questo pacchetto e come è stato imballato. Allora, innanzitutto, come vedete, c'è una striscia di queste rigide, ok, che si può tagliare col coltello, o anche, io di solito le riuscivo anche a staccare, perché se si va lungo la parte incollata si riescono anche a staccare, o anche col coltello lungo la parte incollata, perché no? Si fa così, a posto. E quindi, tra l'altro, come vedete, lo scotch è stato messo dopo aver messo questa fettuccia, ok? Quindi noi andiamo, vediamo un po'. Ok, la fettuccia e lo scotch, perfetto. Allora andiamo, io tutto in diretta, facciamo tutto in diretta, tutto insieme. Ok, quasi quasi, vediamo un po'. Allora, quindi questa va completamente tolta, vediamo se io la tiro, ecco. Ok, io voglio rompere il meno possibile di questi pacchi, perfetto. Allora, loro sono molto professionali, perché hanno proprio queste scatole fatte proprio per spedire i vinili, ok? Dentro, guardate, c'è lo scontrino fiscale a testimoniare che è tutto regolare, IVA pagata, tutto regolare, ok? IVA al 22%,
ovviamente il primo distributore si chiama pickuprecords.it, ma io questo non l'ho preso direttamente da pickuprecords.it, bensì dal sito che vi ho detto prima, Intermezzo Media. Ok? Quindi andate su intermezzomedia.com e lì trovate una marea di diciamo colonne sonore. Ok? È pienissimo di colonne sonore sia su CD e sia su vinile. Ok? Quindi ho nominato gli Oliver Onions, ho nominato le colonne sonore, avete già visto dall'altra telecamera che cosa c'è qui dentro. Guardate che bello. Allora, lo andiamo a sballare insieme, eh? Vedete che c'è pure il pluriball qui, tra l'altro in ballo perfetto, devo dire la verità, complimenti. E quando le cose sono fatte bene poi uno si guadagna i clienti. Voi sapete che oramai i negozi di vinili sono talmente tanti, io questo proprio non lo conoscevo, l'ho conosciuto grazie a DJ Thor. Ok? Guardate, oh, eccolo qua, questo è il retro ovviamente e questo è il fronte, altrimenti ci arrabbiamo. Ovviamente loro sono gli Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis. Tra l'altro, da quello che ho potuto capire, questa è la prima volta che esce in vinile questa compilation, questa, diciamo, questa colonna sonora. Leggiamo Colored Vinyl Inside, quindi è anche un vinile colorato. Ovviamente si trova anche su Amazon. Adesso vi vado a leggere i titoli contenuti in questo vinile colorato. Allora, c'è di un buggy, non poteva mancare, 2 minuti e 51. Abbiamo visto nell'altra diretta che io ho il 45 giri originale. Tra l'altro guardate le espressioni sul lato B, guardate Bud Spencer, è proprio bellissimo. E questa è la classica posizione che la conosciamo tutti noi affezionati al film della Diumbaghi, della guerra, diciamo della disputa a birre e salsicce tra i due per avere il possesso della Diumbaghi e del fanatico di turno che voleva costruire grande grattacielo, Name, ok? Altrimenti ci arrabbiamo, ballroom dance, altrimenti ci arrabbiamo discoteca, altrimenti ci arrabbiamo mariachi dance, Diumbaghi instrumental, altrimenti ci arrabbiamo quarta sequenza, il coro dei pompieri 2 minuti, altrimenti ci arrabbiamo scena d'amore, love scene, love scene, altrimenti ci arrabbiamo Paganini the Killer. Paganini è il killer che stava in macchina, che lui si defila, no, me ne vado proprio. Altrimenti ci arrabbiamo sequenza 7, Car Chase pure, poi il ballo e poi Diumbaghi vocal version. Ok? digitmovies.com. Musica composta, arrangiata e diretta da Guido e Maurizio De Angelis. Copyright 1974 Cecchi Cori Music. Allora, io vi faccio vedere, se riesco a metterlo qui, vedete? Guido e Maurizio De Angelis. Dice scritto 1974 Cecchi Cori Music. Di qua no, perché è sbagliata la luminosità di quella, il bilanciamento del bianco di quella videocamera. Comunque un bellissimo vinile. Non c'è scritto che è stato pubblicato. Sì, P 2021 edizioni Kaboom Beat Records Company. Infatti qua c'è digitmovies.com, Digit Movies Alternative Entertainment, digitmovies.com. Ok, ovviamente c'è tanto di bollino SIAE, vedete?
bollino SIAE, giustamente come tutti i vinili che si rispettano, bollino SIAE, sigla originale e abbiamo detto Colored Vinyl Inside. Ok? Quindi questo si va ad aggiungere, guardate che sono uno più bello dell'altro questi due vinili, da avere entrambi. Io poi questi me li sballo da solo, me li sballerò e me li sentirò tutti e due appena avrò 5 minuti. Parlato di Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions e di questo negozio di vinili che vi invito nuovamente a visitare, intermezzomedia.com, perché è un negozio pieno zeppo di colonne sonore. Se siete come me patiti di colonne sonore, lì ne trovate proprio a bizzeffe. E adesso dobbiamo aprire questo pacchetto che mi ha inviato un amico. Ciao Mirko, benvenuto. Un amico del gruppo Amiga Ita. Ok? Allora, vediamo un po'. Questo conviene aprirlo, anche perché poi io questo pacchetto lo devo rifare esattamente com'è, perché lo rispedirò al mittente. Ok? Quindi quello che c'è in questo pacco mi è stato temporaneamente prestato per fare una operazione utile un po' a tante persone e io non ho problemi. Allora, vediamo un po' se io analizzo, se io apro qua e apro qua, ecco, evito di sballare tutto quanto, in modo che dopo anche reimballare il tutto è abbastanza semplice. Vedete, ci sono i polistiroli per fare spessore. Ok, e dentro c'è pacchettino, qui non penso ci sia più niente, no. Ok, lo spessore lo andiamo a rimettere dentro, perché questo poi verrà reinviato così come sta. Ok, allora, perfetto, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Allora, sono audiocassette. Ok, allora, per vedere bene queste, sono ben 6 audiocassette, 6 audiocassette, però attendiamo un attimo. Questa intanto la rimettiamo dentro, proprio perché, come vi ho detto, io utilizzerò la stessa identica scatola, così come mi sono state date queste cose, così le rispedirò al mittente. Ok? Allora, guardate un po', questa no, perché questa ne parliamo dopo. Questa, guardate un po' questa scritta, lì c'è scritto Mixed by Harry, questo è il Festival di Sanremo 1991. Ok, Festival di Sanremo 1990 volume 1, questo è sempre Mixed by Harry. Ok, Fabrizio De André, le nuvole, Mixed by Harry. Ok, quelle altre dopo le vediamo. Allora, chi era Harry? Che significa Mixed by Harry? Perché io in particolar modo ci tengo tantissimo alle audiocassette Mixed by Harry? Allora, bisogna tornare un po' indietro, diciamo alla fine degli anni 80. La fine degli anni 80, in quel di Napoli, c'erano, come un po' tutte le città d'Italia, sì, c'erano banchetti ovunque, dei banchetti che vendevano le cassette, tra virgolette, contraffatte, diciamo. Ok? A Napoli c'era un tale Enrico che ha avuto la brillante idea di innanzitutto creare un logo, un nome, un qualcosa che desse un po' di diciamo
d'impatto, ecco, che desse un po' di impatto. Mixed by Harry, sembra come se Harry era un DJ famoso di una discoteca che mixava cassette, cioè che mixava musica, eccetera eccetera. Allora, diciamo che la sua grande idea fu quella innanzitutto di utilizzare audiocassette che erano accessibili e conosciute da tutti, come le Sony e le DDK, ok? Tutte cassette da 60, quindi quelle che potevamo avere noi, che ci potevamo scambiare noi con i nostri amici, con i nostri compagni di scuola, con i nostri cugini, con i nostri parenti, eccetera, perché all'epoca era il boom delle audiocassette vuote, delle doppie piastre di registrazione che c'erano anche nei sterei portatili. Io ho pubblicato tante foto dei miei sterei degli anni 80 che ho su in soffitta, quasi tutti avevano la doppia cassetta di registrazione, proprio perché all'epoca duplicare queste audiocassette era quasi una moda, quindi bisognava avere le cassette, diciamo, tra virgolette, duplicate uno con l'altro, e tra l'altro anche delle compilation addirittura personalizzate, cioè dove uno poteva andare a mettere dentro una audiocassetta un brano preso da una cassetta, un brano preso da un'altra cassetta, un brano preso dalla radio, un brano preso dal giradischi. Quindi diciamo che queste audiocassette e soprattutto le compilation erano, diciamo, una moda, ok? Allora, Henry quindi che idea ebbe? Allora, innanzitutto di utilizzare, come ho detto, cassette da 60, e erano anche di buona qualità, perché adesso a distanza di 30-35 anni si sentono ancora molto bene, ed è per questo che io le passo in digitale e voi le trovate molte sul mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita, ma anche di riempire sempre 30 minuti per lato di musica. Ok, molte cassette all'epoca erano da 46 minuti, 45, quello che durava più o meno un vinile, no? Loro facevano uscire il disco in vinile, l'LP era in vinile, e quindi il vinile era quei 25 minuti, 20, 23 più o meno per lato, e quindi passati su cassetta erano 46 minuti, 45, 40, e invece con le cassette da 60 si poteva avere un'ora intera di musica su una sola cassetta, ok? Poi diciamo che lui lo spazio che rimaneva lo riempiva con altri brani. Nel caso delle compilation ci metteva degli altri brani, uno o due brani nel lato A, uno o due brani nel lato B, ed erano apparati i 60 minuti. Nel caso invece di cassette tutte dello stesso autore, come per esempio Fabrizio De André, lui andava a prendere degli altri brani da altri LP e ce li metteva dentro. Poi ebbe la grande idea, allora le prime cassette, io ce n'ho alcune primissime proprio, quindi diciamo era alla fine degli anni 80, adesso non ricordo bene l'anno esatto, erano scritte a mano e poi fatte le fotocopie, ok, di questi foglietti qui. Quindi venivano scritte a mano sotto Mixed by Harry, sempre scritto a mano, e venivano fatte le fotocopie e messe dentro le cassette. Quando il lavoro aumentò, quando vide che c'era successo e che queste cassette ad Agnano, a Mergellina, a Fuorigrotta, sul lungomare, a Napoli andavano a ruba, tutti se le compravano, lui si dovette inventare un nuovo sistema, e allora si comprò dei timbri che faceva ad hoc per ogni cassetta. Quindi poi con i timbri poteva fare, ecco, questa per esempio, non so se lo vedete, la scrittura è verde, non è nera, è verde scuro, ok? Io ho cassette di Harry scritte in blu, ho cassette di Harry scritte in rosso, rosso fuoco, questa per esempio sembra nera, ma non è proprio nero, e questi sono tutti i timbri che Harry aveva e utilizzava, quindi faceva molte più copie di ogni singola cassetta, quindi per evitare di stare lì a tagliare la carta, ci si perdeva un sacco di tempo, bastava creare una sola volta il primo timbro e poi tutti i timbri, e quindi a quel punto le cassette con fotocopia vennero dichiarate non mixed by Harry,
In che senso? Perché le cassette con fotocopia erano copie di copie, quindi è contraffazione della contraffazione. Figuriamoci un po' che ci inventavamo negli anni 80. Praticamente c'erano altri che volevano fare le stesse cose che faceva Harry, cioè duplicare le cassette e rivenderle, quindi compravano una cassetta di Harry e ne facevano tante copie, però loro non avevano il timbro originale di Harry e quindi facevano le fotocopie della copertina, chiamiamola così, e le mettevano dentro e le mandavano a vendere anche quelle. E quindi negli stessi anni, quindi più negli anni 90 questo si è sviluppato, cioè le cassette di Harry si trovavano anche con la fotocopia e quindi lui scrisse Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito. Le cassette con fotocopia non sono Mixed by Harry perché lui lavorava con dei master, lavorava con delle piastre di qualità, cioè diciamo garantiva a suo modo una qualità del prodotto che poi andava sui banchetti, sulle bancarelle. Quindi io già ho menzionato Fuorigrotta, Agnano, ma stavano un po' dappertutto, pure alla stazione centrale c'erano, mi ricordo. Io da Roma andavo a Napoli, quando scendevo dal treno, che qualche volta andavo col treno, le trovavo i banchetti con le cassette pure alla stazione centrale, non solo a Mergellina per esempio. E quindi questo era Harry. Quando Harry già era famoso, altri hanno iniziato a fare lo stessa cosa che lui faceva, magari con altri brani. E questo, per esempio, era Nanny. Vedete? Un ascolto pulito by Nanny. E questo è Lucio Battisti, le origini. Cassetta numero 1. Lucio Battisti, le origini, cassetta numero 2. Ok? E poi qui c'è, questo dovrebbe essere sempre Mixed by Harry, questa cassetta, Bocelli, Il Sogno, però non lo vedo. Ah no, questo è by Nanny, guardate, questa volta è scritto proprio piccolino piccolino, by Nanny, lì sopra in alto, forse da qua ve lo faccio vedere meglio, no. Allora, è scritto qui by Nanny, vediamo qua, sì, qua si vede un po' meglio, by Nanny, ok, quindi anche questa è by Nanny, però qui già stiamo parecchio oltre perché la fotocopia era a colori, come vedete veniva aggiunta, questa copia veniva aggiunta, vedete, è un foglio di carta aggiunto sul cartoncino originale Sony, quello che trovavamo dentro le cassette della Sony. Vedete, questa è una Sony HF. Tra l'altro sempre hanno utilizzato sia Nanny che Harry le Sony normali, non al cromo, non al metallo, non al ferrocromo, niente, tutto sempre su cassette normali. E nonostante sulle HF siano state registrate queste cassette, diciamo su cassette normali, sono arrivate ai giorni nostri ed io adesso con le piastre che ho attualmente, io per passare queste cassette attualmente sotto al PC ho la Technics, la RS-TR474. Lì sullo stereo, che più volte ve l'ho fatto vedere, ho le Technics RS-TR 373 e 575 che sono diciamo la gamma completa di queste RSTR. Queste RSTR avevano una particolarità, a parte che avevano lo sportellino motorizzato, quindi si apriva e si chiudeva lo sportellino motorizzato, autoreverse su tutte e due i deck, quindi su tutte e due le piastre. Io quasi quasi se riesco con questa telecamerina più piccolina, senza fare danni, ve la faccio vedere, eccola qui, non so se si vede. Allora aspettate che faccio addirittura luce col cellulare, guardate, faccio luce col cellulare, scusate, nel display in alto. Allora aspettate, il cellulare quando vuole rispondere, eccola qui,
Allora, vedete? Technics Auto Reverse, il filo è il filo stesso della telecamera, scusate, Allora, Technics, non so se riuscirà a mettere, ecco, stereo cassette deck TR474. Ok, accendiamola. Ok, vedete, questa è una bellissima piastra con cui verranno passate le cassette. Vedete, questo è il deck 2, c'ha l'HX Pro Dolby, come vedete, non so se riesce, Dolby B e Dolby C. HX Pro, vedete? La 575 di particolarità ha che ha tutte e due le piastre che registrano, ok? Ma guardate che bella che è questa piastra, full automatic, dentro è tutta meccanica ma fuori è tutta elettronica, non c'è nessun tasto da premere, sono tutti, diciamo, chiamiamoli così, pulsanti, non si premono meccanicamente come quelli delle piastre a cui siamo abituati, ok? E infatti possono essere messi, mentre i tasti meccanici stanno sempre vicino alla piastra, o sopra o sotto, a seconda della cassetta, se va messa verso l'alto o verso il basso, con un nastro verso l'alto o verso il basso. In questo caso i pulsanti li potevano mettere lateralmente, dove gli pareva, perché sono praticamente logici, non sono meccanici quei pulsanti. Ok, mi riferisco a questi, avanti, indietro. Ovviamente c'è anche il music search, quindi se uno lo manda avanti e c'è spazio tra un brano e l'altro, la piastra si ferma e ci fa sentire il brano successivo. Nel caso in cui noi siamo in play e premiamo avanti veloce, ok, quindi lui passa al brano successivo. Se i brani sono tutti attaccati, questa funzione non funziona, non ha effetto, e quindi si va alla fine poi del lato. Sono tutte e due auto reverse, come vi ho detto, le piastre, eccole qua, e quindi è diciamo una piastra molto 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 buona. Rimettiamo a posto la telecamerina e io con questa piastra passo le audiocassette appunto, da analogico a digitale dentro il PC, ok? Quindi praticamente abbiamo visto chi era Harry. Era quello che creava queste cassette che si trovavano in vendita a Napoli, fine anni 80, gran parte degli anni 90 si sono trovate queste cassette di Harry, ok? A fine anno si spera esca anche un docufilm sulla storia di Harry, perché ha segnato, diciamo, diverse generazioni. Noi nei Walkman, io soprattutto, anche perché andavo e venivo da Napoli, col fatto che io sono nato a Napoli ma sono venuto a Roma che avevo un anno, però avevo i cugini a Napoli, quindi mi piaceva parecchio andare a Napoli a trovare, ecco, i cugini o mia nonna con mia zia, eccetera. E quindi quando andavo coglievo l'occasione, tra l'altro costavano, mi ricordo benissimo, 5.000 lire l'una, queste cassette mixed by Harry, e quindi me li compravo. Ovviamente quella a cui io sono più affezionato, lo sanno tutti, sono le Piccadilly Soft. Poi ci sono le Piccadilly normali che sono da discoteca. Le Piccadilly Soft è tutta musica lenta, ok? Musica bellissima, selezionata abilmente da Leonardo G, mixata da Attilio Dance, e le Piccadilly Soft sono qualcosa di bellissimo. Mentre per la musica da discoteca vera e propria ce ne sono tante, ci sono le Mr. Charlie, sempre che erano state messe in giro, perché Charlie è un DJ che ancora esercita la sua professione di DJ non solo al Troisé, che è il suo disco pub, ma anche a richiesta per eventi, ovviamente devono essere eventi di una certa importanza, e Mr. Charlie presenzia, Charlie De Sena presenzia, diciamo, come DJ anche col figlio, diciamo,
quindi ancora mixa Mr. Charlie, metteva queste cassette mixate da lui, andavano a finire in mano a Harry e Harry le distribuiva, mettiamo così, era un grande distributore. Gli arrivavano le Piccadilly, Harry le distribuiva, gli arrivavano le Piccadilly Soft, Harry le distribuiva. Io ho diverse cassette anche di Eros Ramazzotti, di Peppino Di Capri, di un sacco di autori, di Giovanotti dell'epoca, tra l'altro, quindi anche abbastanza introvabili. Alcune sono anche mixate tra loro, perché poi dipendeva sempre come gli arrivavano i master a Harry. Lui poi li metteva in distribuzione. Questo era quello in sostanza che faceva. Ci metteva anche la sua voce qualche volta su delle cassette, che ne so, Ramazzotti è firmata Harry, oppure un po' di eco, quindi un minimo di mixaggio lo faceva anche lui, però diciamo che lui cercava di raccogliere ciò che già era fatto per dedicarsi in modo più accurato alla distribuzione. E io devo dire che la qualità di queste cassette mixed by Harry tra un po' non ce l'avevano neanche le cassette originali che io ho qua, e alcune si sentono malissimo ai giorni nostri, mentre invece quelle di Harry andavi, diciamo, quasi sempre al 90% sul sicuro, perché lui aveva delle piastre buone di registrazione, diciamo gli originali erano buoni, e curava parecchio la parte di registrazione, ok, di questi supporti. Ok, diciamo che la diretta è durata 5 minuti in più di quello che avevo pensato di fare una mezz'oretta, quindi una brevissima diretta, così per sballare sia il vinile di Altrimenti ci arrabbiamo, Bud Spencer e Terence Hill, quindi la musica di Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, ok? Il coro dei pompieri di Umbaghi, bellissimo, tra l'altro il coro dei pompieri lo troviamo anche qui, dove sta? Di Umbaghi, Orzoway, Sandokan, eccolo, fiatone, il coro dei pompieri, Elio e le storie tese. Ok, quindi vi ricordo di andare anche su questo sito www.pickuprecords.it, lì trovate in alto il link alle soundtrack, alle colonne sonore, che quindi vi riporta poi al sito. Io vi metto tutto quanto in descrizione, al sito che vi ho menzionato, intermezzomedia.com, ok? Come sempre nel finale delle mie dirette vi invito a visitare i miei siti, che sono il principale www.classe74.it, da cui poi sono nati www.starwarsstore.it, www.ilmondodelvinile.it se vi piacciono i vinili, www.renijstore.it se volete cercare un amplificatore, un paio di casse attive, passive, un CDJ, un mixer, oppure qualcosa che vi serve per fare le dirette come un green screen, un microfono, una cuffia, quello che volete, andate su renijstore.it e trovate tutto quanto lì. Poi c'è legolando.it, che è prettamente dedicato al mondo, all'universo, alla galassia dei Lego che sono sempre di più e ogni anno ne immettono di nuovi, ovviamente tirano via da catalogo dei Lego vecchi, quindi diciamo c'è un continuo ricambio anche di questi Lego. E ultimo ma non meno importante, StarWarsStore.it, che è un sito molto grande, molto pieno di materiale dedicato a Star Wars, alla galassia lontana lontana. Detto questo, a me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima live. Come sapete io non so quando vado in live, quindi vi invito tutti quanti a non solo registrarvi al canale, ma ad attivare la campanellina per sapere quando io vado in diretta, perché io quando vedo che ho 5 minuti liberi, per dire 5 minuti, insomma, almeno una mezz'oretta, tre quarti d'ora da dedicare alla live, allora io apro una live e stiamo insieme quel tempo che ci vuole
ultimamente ho fatto dei video anche di teardown. Ho, voi sapete, 50 PC da smontare o da testare e da vedere come funzionano. Adesso momentaneamente li ho pure levati qui dal salone perché stavano qui in salone, li ho portati via, ma li riporto qui piano piano. Sono anche PC Pentium 2, Pentium 3, quindi Windows 95, 98, tutta retro computing, quindi come Reni Retro. Finiti poi che saranno i PC, ci dedicheremo ai vari Amiga, ai vari Commodore 16, Plus 4, C64, VIC-20, eccetera. Questo dopo aver visto in che condizioni stanno tutti i miei vecchi Amiga, perché gli Amiga io tra l'altro di ogni modello ce n'ho almeno uno. Per esempio Amiga 2000 ce n'ho 3, Amiga 3000 ce n'ho 2, per dirvi. Amiga 500 non lo so quanti ce n'ho, Amiga 1200 mi pare che ce n'ho 3. Insomma, bisogna vedere in che condizioni sono, però, perché è tutta roba, diciamo, che non è stata più utilizzata per motivi di tempo dalla fine degli anni 90, primissimi anni 2000. Insomma, è stata riposta e poi, diciamo, non è stata più utilizzata. Quindi bisognerà vedere in che condizioni sta. Faremo tutto quanto più è possibile in diretta. Ok? Grazie di avermi seguito fino a qui. Sono le 19:50 di questo 18 gennaio 2022. Reni J vi dà appuntamento alla prossima live e vi ringrazio di aver visto questo video. Ok? Vi lascio con la sequenza finale. Grazie mille a tutti, alla prossima, ci vediamo.